in collaborazione con FNP CISL Udine. Buonasera, eccoci puntuali come ogni mercoledì con la nostra rubrica Sportello Pensionati. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti di oggi. Ivano Monguzzi dell'FNP CISL di Udine e Ennio Tognuti sempre dell'FNP CISL di Udine. Tra l'altro dobbiamo dire che Ivano Monguzzi è anche agente sociale. Ci sono diversi, no, fra di voi che hanno con anche vari questo ruolo. e No? ruoli Sì. particolari, soprattutto sul sociale. Soprattutto eccetera. sul sociale. Direi di aprire questa trasmissione parlando della convocazione del congresso. Ecco, è importante, ci tenete, no? Che Certo. si sappia, perché è giusto che sappiano anche i cittadini che eventualmente possono partecipare, no? Non sono solamente gli iscritti o sì No, solo al gli congresso, iscritti. solo gli Gli iscritti. iscritti Sì. votano, gli altri assistono. Ecco, gli iscritti votano, però Sì, gli sì. altri possono, non tenete mica le porte chiuse, No, no? Chi infatti. vuol conoscere... No, è importante, ecco, tra l'altro ci teniamo a parlarne direttamente subito in trasmissione, perché abbiamo dovuto il congresso dell'altra settimana sospenderlo per un problema di carattere tecnico-sanitario e quindi abbiamo dovuto riconvocare il congresso. Il congresso è un momento molto importante per la CISL, ma per tutte le organizzazioni dovrebbe essere il momento più importante dell'attività, e quindi in questo senso è importante che le persone, gli iscritti alla CISL, che non riceveranno una lettera o la convocazione come è stato fatto in precedenza col giornalino che è arrivato a casa a tutti, oggi per questa riconvocazione non possiamo fare che questa comunicazione e altre comunicazioni che vedremo come articolarle, però è importante che il giorno, quindi 25 novembre, al mattino alle 9:30 presso la CISL di Udine, nella sala Tarantelli, vengano tutti gli iscritti di Udine e dei paesi di cui fa parte la rappresentanza sindacale di Udine, perché questo è il momento dove noi discutiamo, decidiamo, eleggiamo il gruppo dirigente. Ecco, è e un quindi momento gli di iscritti, confronto, è un momento di confronto dove gli iscritti chiediamo, quelli che già avevano pensato per esempio di venire e che poi sono stati in qualche modo bloccati per via di quello che è accaduto, si rimettano nella logica di venire, partecipare, in modo tale che il congresso sia quel momento che per noi è il più importante, che si fa ogni 4 anni e che quindi... Però anche per la partecipazione bisogna vedere di che colore saremo, no? La prossima settimana, comunque perché sono la ridotti partecipazione è anche... fatta come lo doveva essere, sì, anche questo è vero, Sì. però a meno che non ci siano Certo. degli obblighi diversi che ci diranno, ovviamente penso sabato o venerdì, però la partecipazione è fatta con le distanze, comunque col Green Pass, e quindi gli iscritti che vengono devono avere il Green Pass. Senza il Green Pass non si può partecipare alla riunione, quindi questo con mascherina, eccetera, e quindi le misure di sicurezza, anche per tranquillizzare le persone, saranno fatte in maniera molto importante e forte, in modo tale che non ci sia nessun tipo di pericolo per quanto riguarda i contagi. Sì, ci saranno anche modalità garantite per l'esercizio del voto. Poi eccetera. ci saranno, giustamente, come mi dice Ennio, Anche magari fatto a distanza, sì, no? fatto Se a uno non può essere in distanza, presenza. in luogo che non crei Probabilmente non in luogo assembramento. chiuso e quindi per Esatto. garantire la massima sicurezza Nella in questi massima momenti. sicurezza. Comunque tutto si deciderà nei prossimi giorni, tanto ricordiamo si adegua alle norme che ci l'appuntamento, ecco, in base alle norme che saranno in vigore in quel momento, chiaramente gli organizzatori si adegueranno. Ennio, vorrei parlare con te anche della manifestazione di oggi a Roma. Tu non ci sei andato, sei qua, comunque ti hanno detto com'è andata in sostanza. Sì, ci siamo stati in collegamento con la nostra delegazione, che era composta di una cinquantina di
di pensionati, chiaramente era numero contingentato per la gestione, sempre per la non fare situazione, assembramenti anche che c'è lì. sempre evitare assembramenti. Se mi manda la slide numero 1 e richiamiamo le motivi di questa assemblea, che era per sottolineare a voce alta le richieste che erano state presentate al governo in merito alla tutela del potere d'acquisto delle pensioni, alla legge quadro sulla non autosufficienza e alla riduzione della pressione fiscale sulle pensioni. 3 argomenti principali specifici per i pensionati. E qui vedete la slide e c'è una considerazione che potrebbe essere messa su questo volantino, che è quel proclama che facciamo spesso, che i pensionati sono e restano il vero ammortizzatore sociale nel nostro Paese. Per cui diciamo che è arrivato il momento di dare loro le risposte che si meritano. Concetto espresso più volte anche in questo ambito, anche nel corso della trasmissione, no? Sì, c'è da aggiungere. Però le cose non cambiano, perché da quanti anni stiamo facendo la trasmissione? 3, 4, no? Sì. Non li conto perché io mi sento giovane. Però quello che era effettivamente, no? Quando abbiamo cominciato, da quel punto di vista lì continua a essere. Diciamo, no? Che da quando abbiamo cominciato, per chi ci ha seguito anche una modalità comportamentale, organizzativa, anche del sindacato, che individua l'argomento, lo approfondisce in più passaggi, in più sedi, in più modalità, assesta, che è un lavoro, non invento una roba e quindi su quello poi vado. E anche questa manifestazione è stata proclamata per dare una mano nella preparazione o per sostenere anche la convocazione delle confederazioni da parte del governo, che aveva ignorato le proposte delle confederazioni già presentate il mese di luglio. E al di là di tutto, ieri... Eppur si muove qualcosa? Ieri c'è stato l'incontro fra i confederali, fra i vertici confederali e il governo, con il presidente Draghi in prima persona ferma. L'esito? Si aprono degli spiragli? L'esito di per sé è positivo, perché almeno per la CISL la cosa importante è non creare il muro, abbattere il muro e aprire una modalità di comportamento. Sì, quindi aperto il confronto. Ridefinito che gli argomenti principali sono ragionare sugli interventi fiscali, che devono essere indirizzati principalmente per la riduzione delle tasse sul reddito da lavoro e sulle pensioni, e da subito, quindi entrare in quel ragionamento lì per evitare che la voce più alta sia sempre di quelli che vogliono tenersi tutto e nonostante danni, diciamo, pensiamo anche a chi sta tenendo sulla baracca, vengono ignorati e utilizzati come bancomat, e si riapre anche il ragionamento sulle pensioni. Si riapre non con questo Quindi bilancio. Secondo te una certa apertura, diciamo secondo te c'è questa apertura? Diciamo non rimarranno fermi sulle dato loro per scontato posizioni? che l'intervento sulle pensioni che ci sarà sulla legge di bilancio al 402 è insignificante e nessuno la prende neanche in considerazione, potrebbero anche dimenticarla. Però il governo si è impegnato ad affrontare e a studiare e a ragionare su una riforma effettiva della legge Fornero, perché la quota 100, anche se presentata, non toccava la legge Fornero e adesso lo vediamo. E quindi si è ripreso i titoli importanti su cui ragionare, quindi la pensione di garanzia per i giovani e per le donne, la flessibilità per uscita dal mercato di lavoro a 62 anni di età, con 41 anni di contributi senza prescindere dall'età, l'allargamento del perimetro del lavoro usurante e gravoso. Quindi 41 anni di contributi a prescindere dall'età. L'allargamento del perimetro di lavoro usurante e gravoso, magari mettendo strutturale l'APE. Ma se uno i 41 anni non li ha maturati ancora? Deve andare avanti finché non avrà i 41 anni? Ecco, qui vorrei capire. L'impegno a trovare... O c'è un limite d'età? No,
l'impegno no, i contributi non dovrebbero avere limite di età, perché un lavoratore che ha lavorato per 41 anni si ritiene che abbia dato e fatto e abbia anche le condizioni fisico-psichiche per potersi ritirare. È chiaro che bisogna inserire il ragionamento delle gravosità e dell'usurante, che deve ridurre questo, non aumentarlo. Nulla vieta che alcune professioni possano allargarselo per scelta. E poi c'è l'altro grosso problema, che è quello di incentivare la previdenza complementare, e poi bisogna anche inventare una nuova modalità per tenere le pensioni aggiornate e mantenere il potere d'acquisto. Sono dei paletti che dovrebbero entrare in una riforma razionale della previdenza. E qui mi permetto la solita battuta, che purtroppo è solita, che non è che manchino i soldi, perché se noi ragioniamo di una decina di miliardi di spesa per questo, e qui metto anche il discorso, non sono questi miliardi che vanno su queste voci che portano via il futuro ai giovani, sono i 100 miliardi di evasione. E torniamo sempre lì. Se noi riuscissimo a risolvere minimamente il problema dell'evasione e dell'elusione contributiva e fiscale, non avremmo grosse difficoltà. Riusciremmo a finanziare bene il nostro sistema, il nostro welfare. Purtroppo questo non succede e tuttora leggiamo sempre le proposte, rottamazione di cartelle, eccetera, eccetera, eccetera. E io non lo so. Sì, che poi dobbiamo fare anche un ragionamento, perché chi lavora versa anche i contributi, quindi dobbiamo pensare che uno ha già accantonato. Certo. Invece questo ragionamento i giovani non lo fanno, perché dicono noi lavoriamo per voi. No. No, quello è venduto noi stiamo male, lavorando perché versando anche contributi da una anche vita. noi abbiamo lavorato per i nostri padri e per i nostri nonni. Sì, se facciamo quel ragionamento abbiamo dovuto farlo ed era giusto farlo, perché loro non avevano potuto costruirsi una posizione, giovani, una tutela. Secondo me sui giovani sarebbe bene che però il ragionamento, appunto, come già Ennio diceva, capissero fino in fondo come, al di là di un lamento che può anche essere giustificato, rispetto a noi che non abbiamo dovuto pensare a fare una pensione integrativa, anche se c'era già, perché ormai loro avere questa cosa che noi chiediamo come sindacato, questo fondo di garanzia, soprattutto per i lavori precari, e però pensare anche alla previdenza integrativa è fondamentale per arrivare a 60-65 anni e avere una pensione, quindi un reddito dignitoso. È fondamentale. Però tu devi pensare che se fai una pensione integrativa devi anche avere uno stipendio che ti consenta di accantonare, perché se non hai uno stipendio consistente... No, questo è vero, però i fondi di settore che vengono utilizzati troppo poco dai lavoratori, in modo particolare, devo dire anche nella nostra regione ancora meno, come il fondo dei metalmeccanici che è Cometa, o dei chimici che è Fonking, e altri riescono a dare, perché a fronte di un risparmio dell'1% del lavoratore, l'azienda è obbligata a versarne un altro 1%, quindi ogni volta che un lavoratore non aderisce al fondo integrativo regala questi soldi all'impresa. Quindi forse è bene che si incominci a riflettere di più su questo. Comunque ha una ragione di fondo Isabella quando dice che il problema, la pensione è collegata agli stipendi, cioè è evidente perché l'Italia è il paese in cui le pensioni sono più basse e derivano da stipendi più bassi, quindi sono contributi più bassi, è tutto più basso. Poi in Italia c'è quel marchingegno matematico, aritmetico, che fa figurare la spesa pensionistica elevatissima, perché nel conto ci sono le spese assistenziali, ma non solo, ma ci sono anche quei soldi che il pensionato non vedrà mai perché sono trattenuti per tasse. E nel bilancio dello Stato figura due volte, una come uscita e l'altra come entrata. Esatto. E quindi abbiamo più entrate e più uscite. Ma le maggiori entrate che risultano come fiscale vanno a coprire le entrate fiscali che non ci sono. Questo è il problema. E noi teniamo in piedi questo, e abbiamo fatto, finalmente era partita anche la commissione che doveva decidere questo, e è finita lì.
Dobbiamo andare in pausa, dobbiamo farci una piccola pausa, altrimenti dalla regia mi sgridano. E comunque dopo la pausa possiamo anche dare il via alle telefonate 0432 57 3517 oppure inviare solo SMS al 351 57 05687. Ci vediamo fra poco. E cominciamo con i messaggi. Ciao, sono Patrizia, vi chiedo, sono una caregiver con attualmente 36 anni di contributi e 54 di età. Sono anche lavoratrice precoce. Quando posso finire di lavorare? Qui vi voglio, qui vi voglio. Quanti anni? 50? Allora, lei ha 54 anni, però è una caregiver con attualmente 36 anni di contributi. Lei è anche lavoratrice precoce, quindi quando può finire di lavorare? 41 anni di contributi. Quindi, siamo un po' lontani, diciamo. cara Patrizia, ha 41 sentito? anni di contributi. Però è ancora un po' lontanino, però è anche una lavoratrice in realtà, precoce. sì, perché ora che arriva a 41, forse arriva leggermente prima opzione donna, ma non vale la pena a quel punto. Sì. Cioè, arriverà a 41 anni di Eh contributi. sì, perché lei già potrebbe rientrare nell'opzione donna, no? No, non adesso perché No, ha 54 ma anni, è fra 4 anni, Come fra? è 58. 58. È vero, a 58, Quindi, sì. però, insomma, diciamo che non c'è una via di mezzo adesso, è 41 anni, così, perlomeno per come chiediamo noi, scollegati dall'età, poi vediamo adesso come il confronto col governo porterà un risultato Vediamo se più ci sono delle preciso. novità, no? Quindi anche per rincuorare Patrizia. Potrebbe essere. Sì, comunque c'è una grossa attenzione sulle donne e soprattutto sul lavoro Usuranti. Come donna mi auguro che ci sia una buona attenzione nei confronti nostri. Anche perché la carriera contributiva delle donne è complessa come i lavori certo. intermittenti. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Non c'è, è caduta la linea? Allora andiamo avanti con i messaggi. Sono una lavoratrice part-time, ad aprile faccio 41 anni di lavoro, posso andare in pensione con 41 e 10 mesi? Grazie e buona serata. Se ha l'età, sì. Sì. Se è precoce, sì. E comunque vale la pena che, se non li ha verificati, che Fa prima 41 anni di lavoro ad aprile. Però prima di dare le dimissioni faccia una verifica fatta bene, chiedendo un estratto conto certificativo in modo tale che sappia con precisione che è nella condizione di dare le dimissioni e di percepire la pensione. Questo è quindi la verifica va fatta e nella condizione di poter andare in pensione. Aspetta un attimo, per la verifica quindi lei deve venire al patronato e fare la richiesta di estratto conto certificativo in modo che sia tutto chiaro, preciso, perché l'estratto conto certificativo diventa responsabilità dell'INPS il possibile ipotetico errore a sfavore della lavoratrice. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? È caduta ancora? Si capisce che ha un problema di rete. Si vede che ha un problema. Allora, mio marito, vediamo un attimo, mio marito classe 1963, lavoratore precoce, ad aprile ha 41 anni di contributi, non rientra nei lavori usuranti. Quando andrà in pensione? Ci sono novità? Grazie Sonia. Vediamo se c'è la telefonata in linea, dopo rispondiamo a Sonia. Sì. Prendiamo al volo perché se cade la linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Buonasera. Sono da Cividale, chiamo, per mia moglie. Sì? Si è messa in malattia 3 settimane, però lei aveva un contratto a chiamata e la titolare dice che non può, perché avendo la pensione di invalidità le tolgono perché supera il reddito, non ho capito bene che le tolgono. E come dovrebbe fare in pratica? Allora, quel problema lì è sorto ultimamente per una decisione dell'INPS legata a delle sentenze della Cassazione. Sì. Già in sede di discussione della legge di bilancio di quest'anno, quindi valida per il 2022, c'è un accordo non formalizzato, non ufficializzato, ma di un intervento legislativo per superare questa situazione. Quindi probabilmente, quantomeno dal 1° gennaio, ma forse anche con valore retroattivo,
potrà riaprirsi anche questo spazio. Pronto? Ma adesso dovrebbe togliersi dalla malattia per non superare, per non correre rischi di che li tolgono Al la momento pensione. sarebbe opportuno che si astenesse dal lavoro. Ah sì, Quindi licenziarsi. Se ha chiamata, una modalità di sospensione sarebbe opportuna. Però prima di di assumere qualsiasi decisione, E la cosa no? migliore è passi allo sportello dell'INAS e vedere il caso specifico esattamente in che termini, anche per capire, e può lasciare il Sì, cartello per capire esattamente se i limiti vengono rispettati o no, perché qualche volta si pone in considerazione del reddito che non va considerato a quello scopo lì. Io la invito ad andare, adesso vede che ci sono lì almeno le sedi più grosse nostre. Dove lei ha detto può che trovare, chiama da Cividale, no? Sì, beh, Ecco, io telefono a vede. Cividale, so dov'è. via Libertà 20, Ecco. Però all'INAS. bisogna chiamare. Però per ecco, ha sentito, l'appuntamento. bisogna telefonare, bisogna Sì, lo so telefonare. per l'appuntamento. Sì. Ecco, Ok. le Va conviene bene. un'occhiata Sì, va bene, in grazie più, mille. non Comunque è male. è in via di soluzione anche legislativa. Addirittura. Ok, va bene, grazie mille. Bene, Buonasera. grazie a lei per aver chiamato. Io approfitterei, visto che Sì, abbiamo mostrato rispetto alla appunto telefonata le sedi, precedente. no, vorrei parlare proprio della trasmissione, perché sì. tante volte no, magari le persone si fanno delle aspettative, almeno così mi dici tu, no, che ti Sì, hanno in sollecitato effetti anche in questo senso. sì, no? mi è capitato di sentirmi dire da persone risolvetemi che non subito. sono per forza nell'ambiente che è una trasmissione molto interessante, che viene seguita, Sì, e molto però qualche seguita, volta certo. dice sì, però alla fine dite sempre che di rivolgervi, come per esempio in questo caso, al patronato, alla sede di riferimento. È ovvio che vorrei che sia chiaro che noi non possiamo, ovviamente per un problema di privacy, per mille altre cose, affrontare in maniera completa le domande che ci vengono poste, perché appunto non è in trasmissione che si risolvono i problemi, la trasmissione serve per dare l'input alla persona e per aiutarci anche noi a capire come sono i problemi delle persone, ma poi alla fine bisogna telefonare alla sede del patronato, fissare l'appuntamento e quindi avere lì la risposta e soprattutto fare la pratica. Perché anche se tu ti porti dietro il breviario, Certo. non è che tu riesca a risolvere, no? Dovresti avere qui una pila Sono e avere tantissimi. qualcuno che si metta a consultare. Poi devo dire, noi abbiamo delle conoscenze, qualche volta magari un po' superficiali, ma perché certo se venisse qui Cattarossi Stefano, che è il responsabile dell'INAS, forse potrebbe dare, potrebbe dare probabilmente delle risposte molto più precise, però diciamo, serve a noi anche per capire e soprattutto per dare un input alle persone su qual è la cosa da fare. Anche perché anche in passato sono stati risolti parecchi casi perché le persone hanno lasciato qui in regia il numero di telefono e voi avete provveduto a praticamente a me è richiamare capitato di dare l'indicazione di telefonarmi a Tricesimo, essendo lì a Tricesimo, e abbiamo risolto il problema. Si va tenuto conto che in pubblico non si possono chiedere o esporre dei dati sensibili fino a quelli che servono per fare una situazione. Ma almeno così dare un'infarinatura, perché uno per dare la possibilità a tutti di... Con un avvertimento anche che ci possono essere dei particolari che sfugge a chi li dice, che sfugge a chi li ascolta, che possono risolvere in maniera più favorevole una vicenda. Andiamo avanti con i messaggi. Per la telefonata di prima, la signora andrà in pensione con 42 anni e 10 mesi. Aspetta un attimo, allora Ennio, mio marito classe 1963, lavoratore precoce, ad aprile ha 41 anni di contributi, non rientra nei lavori usuranti. Quando andrà in pensione? 42 anni e 10 mesi. Ci sono novità, ecco, quindi diamo la risposta alla signora Attualmente Sonia. 42 anni e 10 mesi. Sì. Certo. 42 anni e 10 mesi. Noi adesso come sindacato stiamo chiedendo che si possa andare prima con 41 anni senza vincolo dell'età, però è ovvio che questo farà parte della trattativa e del confronto che faremo col governo. Sì, c'è l'impegno di chiudere entro marzo, ma vedremo. Io ho cominciato nell'84, sempre lavorato, ora ho 52 anni.
quando vado in pensione, per avere un calcolo di contributi dove mi posso rivolgere, sono di Pagnacco. Allora, Pagnacco o Udine o Tricesimo? Tricesimo, sì. All'Inas di Udine o Tricesimo? Chiami Tricesimo al lunedì pomeriggio, il mercoledì mattina e il venerdì pomeriggio e gli fissiamo l'appuntamento al telefono che viene lì riportato e gli fissiamo l'appuntamento per fare una verifica precisa sui versamenti di contributi. Ci sarebbe in realtà un'alternativa che pochi usano, perché adesso con lo SPID, con l'identità digitale si può fare, ma qui è un problema magari che bisognerà incominciare a insegnare alle persone e aiutarle non sarebbe mica male. Non basta, perché per la conoscenza che ha una persona comune, e io mi ritengo una persona comune, quando mi trovo a rispondere nel sito dell'INPS da quale istituto previdenziale gli liquida la pensione, oh cavolo, sono nell'INPS. E quindi deve capire che la sua origine è questa, è un ex qualcosa, è complesso. Conviene sempre lo sportello con una persona davanti con cui si vedono tutte le cose, le carte ben disposte. Tutti i particolari, perché è facile sbagliare. Sono Paolo, ad aprile 2022 compirò 61 anni. Mi trovo in NASPI da luglio 2020, a giugno 2020 ho maturato 40 anni di contribuzione. Che possibilità ci sono per raggiungere la pensione in alternativa al versamento volontario dei contributi molto onerosi? Aprire partita IVA oppure è un bel problema, perché essere in NASPI alla soglia della pensione. Se in NASPI trovasse anche dei lavori anche a termine, per esempio, gli allungherebbero i tempi della NASPI, però vabbè, altre cose è nella situazione di poter ricorrere all'APE. O se no, ecco, questa è alle condizioni per l'APE. Quindi altro classico esempio di recarsi al patronato vicino per vedere che situazioni anche di economica ne viene con l'APE, cioè con la pensione dopo l'APE, e quello che potrebbe maturare in più utilizzando un'altra tecnica di versamento dei contributi. Consente anche con 30 anni di contributi di poter accedere, si tratta di vedere però se ci sono i requisiti, però è vero, come diceva Ennio. I requisiti li ha e li può rincorrere, però prima di farlo è meglio che veda le varie opzioni. Allora, sono una lavoratrice part-time, ad aprile faccio 41 anni di lavoro. Posso andare in pensione con 41 e 10 mesi? Grazie. Sì, certo. Sì, perché anche se part-time fa niente, non conta, sono comunque come un anno è un anno, anche se è part-time. Anche se è part-time non è che cambino. È sempre un anno. Ecco, anche in questo caso, che sia part-time orizzontale o verticale, è la stessa identica cosa. Non cambia niente. Non cambia nulla. Uguale. Infatti molto spesso le persone hanno notato che hanno questa preoccupazione, perché dicono ma invece sono sempre 52 le settimane che vengono accreditate, quindi questo è quello che conta per acquisire il diritto. Poi ovviamente la pensione è fatta sulla base della retribuzione che ha percepito. Certo. Comunque la preoccupazione invece di verificare bene prima di fare i passi, perché non emergano magari dei buchi che possono creare delle difficoltà. Altra piccola pausa, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Ivano, parliamo della manifestazione del 27 novembre a Palmanova. Esatto, il 27 a Palmanova, come CGIL e CISL del Friuli Venezia Giulia, abbiamo deciso questa iniziativa, che è un'iniziativa strettamente a supporto del confronto che sostanzialmente è iniziato l'altro giorno con l'incontro con Draghi, e in questa manifestazione noi riproponiamo quelle che sono le idee, le proposte di CGIL e CISL hanno fatto a Draghi e che noi vogliamo sostenere, perché non è che basta fare la proposta e quindi occorre che la gente partecipi anche alle iniziative che noi facciamo per supportare. Fondamentalmente le cose erano già state dette, ma le ripeto velocemente. Se manda la slide 3 è anche visiva. Vediamo se... Ecco, se ci fosse anche
La slide. Se ci slide mandano la visiva. slide, praticamente questa, vediamo se dalla regia. Comunque l'accesso alla pensione ai 42 anni, ai 62 anni, i 41 anni di contributi sufficienti senza vincolo di età, e ridurre le tasse sui salari e sulle pensioni, più tutele contrattuali e previdenziali per i giovani e le donne. Eccola. E i lavoratori precari, che sono le fasce che in questo momento che possono soffrire in futuro di più delle vicende della pensione, e la rivalutazione della pensione e migliorare la normativa sui lavori gravosi per anticipare la pensione. Solo una cosa, ripeto, come pensionati noi abbiamo questo grande problema della rivalutazione delle pensioni che molto spesso viene quasi lasciato un po' indietro. Noi dobbiamo ricordare a tutte le persone che non sono in pensione, perché chi è in pensione se lo ricorda, che la pensione senza rivalutazione nell'arco di 5, 6, Perde 7, potere d'acquisto, 8, quindi. perde potere di acquisto e quindi diventa problematico. E quindi in questo senso che si rimetta chiaramente il meccanismo della rivalutazione è fondamentale per la tutela del potere di acquisto delle pensioni. Ecco, scusatemi, soltanto vorrei avere una delucidazione. Accesso alla pensione a 62 anni di età o con 41 di Sì, sono contributi. due cose diverse. Quindi ecco, perché prima avevo capito a 62... No, non sono associate, no. Sono Ecco, diverse. allora spiegami un attimo, perché se non ho capito io, penso che neanche qualcuno dei telespettatori non abbia capito. Cioè, questo Lì dovremmo, nodo dei sì. 62 anni Allora, e dei 41. il 41 di contributi mi pare che è acquisibile perché è un percorso di contribuzione abbastanza consistente. Il discorso dell'età è collegato all'ormai entrata in vigore della pensione di tipo contributivo. Sì. La pensione di tipo contributivo non dovrebbe neanche aver bisogno di limiti, perché prendi per quello che hai versato, punto. Certo. Quindi portare a 62 anni di età non è un obbligo, è un'opzione che qualcuno per motivi suoi decide di uscire dal mondo del lavoro e si trova per quello che ha versato Quindi, il suo rendimento, a prescindere dai contributi, perché la pensione è parametrata a quello che ha versato. Quindi non c'è intervento di nessuno, si prende quello che si è versato. Però ha la possibilità di uscire e di avere questo. Oggi come oggi non può né uscire Ma solo né avere. chi ha, cioè, perché uno che esce a 62 anni a questo punto ha il sistema sia retributivo che contributivo. No, ormai no, Sono Cioè, sempre viene- di meno, non sono ci sempre pochi ormai penso. di misto c'è quasi niente. Quindi al limite sarà da fare un conto per chi ha il misto, Abbiamo che iniziato nel differenze 95, possono... quindi... Ma ormai... ma chi va in tre- pensione adesso lavorava prima del No, 95, sì, del no, 96. può esserci Sì? qualcosa. I numeri sono bassi, ormai sono quasi tutto contributive. Ormai sono quasi tutti Quasi contributivi. tutto, perché anche la quota retributiva è quasi ininfluente sulla pensione. Stiamo arrivando lì. Quindi è da inserire anche il ragionamento di questa componente, però può anche essere che al dato di fatto non dia neanche una grande differenza economica e non è detto neanche che diversamente dall'opzione donna, anche in questo caso venga computato tutto in contributivo. Sono tutte cose su cui si ragiona, ma il principio è questo: da 62 anni uno deve sentirsi libero di optare se restare nel mondo del lavoro o fare un'altra scelta. Sì, sì, è Ripeto, un'opportunità. teoricamente, e nel 95, quando è stata fatta questa riforma, passando al contributivo era evidente che uno poteva andare in pensione anche a 20 anni, prendeva quello che aveva versato. Punto. Sentiamo chi c'è velocemente, sentiamo velocemente chi c'è in linea, perché mancano pochi minuti alla chiusura della trasmissione. Buonasera, con chi parliamo? Con una signora di San Vito. Volevo parlare per mio figlio. Sì. Compie adesso il 6 dicembre 58 anni e 38 di contributo. Volevo solo sapere quando potrà andare in pensione. Quindi. A 62 anni e 10 mesi. Sì, Quel signore
bianco lì, di capelli bianchi. Bianco di capelli. Bianchi. Sì, Sono tutti e due è bianchetti, del mio signora. paese. Ecco, vede? Come? Vede, ci vediamo sempre in cimitero. Ci vediamo quindi- sempre in cimitero. Quindi lei è... Ah, è un bel posto per vederci. Non è un bel posto, no? Mi si pare, vede- San Vito di Fagagna. Si vede che Sì, ci immaginiamo sì, un futuro sì. roseo Non se è ci un bel vediamo in posto, cimitero. no? Se vi trovate lì... È meglio che cambiamo luogo di appuntamento. Meglio. No, e si chiama Ennio come mio figlio. Ecco. Ah, ecco per quello. Ecco, lo Tante vedo affinità. a portare i fiori alla mamma. Adesso l'ho conosciuto perché vedo ogni sera, no? Ah, ecco, bene. Allora, Beh, può ogni andare in sera, noi non pensione? siamo ogni sera. Grazie. Grazie. Grazie, aspetta che le signora. dico, può andare in pensione? Ha 42 anni e 10 mesi. Oddio, le stufo di lavorare. Cioè con 42 anni e 10 mesi di contributo, contributo. salvo che non sia precoce che è 41 e 10. Ma siamo lì. Ah, gli manca qualche settimana per essere Comunque precoci. la cosa migliore è sempre andare allo sportello dell'INAS, anche lì a Fagagna per esempio. Dove a Fagagna? Sì, sì. A Fagagna non so esattamente No, non abbiamo l'indirizzo, gli ma orari. comunque se vede sede CIS di Fagagna c'è il servizio. Sì, sì, sì. Grazie. Prego. E ci vediamo in cimitero. Ok, ecco. ci Grazie. Signora, vediamo. non proprio in cimitero, trovatevi da E un'altra prima o parte. poi non in capiterà. cimitero. Vabbè. Grazie signora per aver chiamato. Ma secondo voi i coefficienti di calcolo che l'INPS usa per il calcolo contributivo sono negoziabili nell'eventuale nuova riforma? Grazie. E questo è l'ultimo messaggio, non credo che riusciremo... Cioè il problema vero è che adesso i coefficienti sono un po' anche non cambiati, ma abbiamo meno, ci sarà meno rivalutazione solo perché l'aspettativa di vita si è ridotta, ma i coefficienti sono fatti su quella base. Dire se sono negoziabili o meno è una domanda un po' difficile. Scusatemi, devo dirla questa. Vi scrivo per ringraziarvi del vostro prezioso aiuto per aver risolto la pratica di mia madre. Grazie, Cinzia. Hai visto? Ah, bene. La risposta, ecco, no, a quello di cui abbiamo parlato prima, che abbiamo detto non si... Comunque alla domanda di prima, Qui c'è il messaggio e dice grazie. per un sindacato tutto è negoziabile, tutto deve essere negoziabile. Tutto deve essere negoziabile. Tutto certo. deve essere negoziabile, e altrimenti non c'è confronto, perché le cose possono essere corrette usando a tutto campo tutti i componenti del problema che c'è sul tavolo. E la rivalutazione, cioè gli indici, possono far parte di un meccanismo di gestione e di controllo anche dei costi, quindi tutto è negoziabile. E su questo posso approfittare... Veloce, vedi che manca bravo, poco più di un minuto, anzi un minuto. Due cose, voglio dire, per dire cosa fa il sindacato, fa molto di più di sportello e di manifestazioni. Domani presenteremo come CISL pensionati una ricerca su anziani e fragili, innovare per migliorare l'offerta dei servizi, quindi è una modalità per suggerire delle modifiche o delle integrazioni al welfare. Contestualmente, come CISL, con la nostra associazione di consumatori, stiamo finendo un'indagine sulle tariffe della Tari. Analogamente stiamo approfondendo il problema delle tariffe del servizio idrico integrato. Questo lo facciamo a tempo perso perché per il resto siamo agli sportelli. Bene, magari la prossima settimana parleremo proprio, no? Scenderemo nei particolari di questa ricerca che viene presentata domani. Grazie, grazie. Io adesso chiudo il telefonino, basta, Okay. non si può più, non c'è più tempo. Grazie a Ivano Monguzzi, grazie a Ennio Tognuti, entrambi dell'FNP CISL di Udine. Ci vediamo la prossima settimana, mercoledì puntuali, 18:15 in diretta qui da Telefriuli. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.